Piave Servizi è iniziata qui, è iniziata nel 1910 e qui vogliamo rimanere. È il nostro punto di riferimento, ma è anche lo spunto per crescere e innovare sempre e soprattutto con uno sguardo rivolto al territorio, ai nostri utenti, ai nostri cittadini. L'investimento è importante e abbiamo ricevuto anche un importante contributo della Regione Veneto che ci ha aiutato, 400.000 euro, per questo importante restauro che dà lustro alla città di Conegliano e a tutto l'Interland. Siamo particolarmente felici perché l'investimento ha superato quelle che erano le difficoltà dovute dai vincoli imposti. Ricordo che questo è uno stabile monumentale, che è un vincolo monumentale e è uno stabile strategico, quindi ha dei vincoli sismici particolarmente stringenti. Delle soluzioni ingegneristiche innovative che abbiamo voluto con tenacia, con forza, con determinazione, sono riuscite a bypassare questi due vincoli che si sovrapponevano e vi assicuro che tutto questo sembrava solo pochi anni fa impossibile. Oggi siamo qua invece a calpestare una realtà che è il nostro biglietto da visita. La centrale dell'acqua di Conegliano diventerà il fulcro delle nostre politiche di diffusione della cultura dell'acqua. Qui dentro ospiteremo scolaresche che verranno a vedere come si faceva a gestire l'acquedotto nel Novecento e verranno a vedere anche l'ufficio tecnico dove invece si testano i modelli, si testano le nuove tecnologie per la gestione dell'acqua e della fognatura e della depurazione. Quindi la centrale dell'acqua di Conegliano diventerà veramente il punto di partenza per la diffusione della cultura dell'acqua in tutto il territorio. Questo sito per Piave Servizi è molto importante e per diversi motivi. Lo abbiamo ereditato come gestione dalla gestione del comune di Conegliano. Io personalmente ho conosciuto chi lo gestiva 20 anni fa, 25 anni fa e lo gestiva con estrema passione e veramente bene. Purtroppo è un edificio datato che aveva importanti problemi di ristrutturazione sia a livello strutturale che a livello così anche di decoro, e siamo riusciti anche con la collaborazione del Comune di Conegliano finalmente a poterci mettere mano e a restituire alla comunità e al territorio questo edificio che è molto importante. Vi ricordo che questa è comunque ancora oggi, nonostante sia passato più di un secolo, la centrale dell'acquedotto che rifornisce la gran parte della città di Conegliano. E c'era solo però la parte della sala pompe. Con la ristrutturazione siamo riusciti a riportare qui anche la parte di front office per gli utenti, per i cittadini di tutto il territorio che grava nel Coneglianese, che possono trovare qui un loro riferimento, e al piano superiore abbiamo ricavato una sala riunioni molto bella e molto accogliente, che in questo preciso momento ospita quello che è il nostro ufficio programmazione, progettazione e direzione lavori delle nuove opere. Ma assolutamente sì, è stato importante, è fonte di archeologia industriale attualissima, per cui vediamo quali erano le strumentazioni che c'erano una volta per il pompaggio dell'acqua, ma possiamo anche rivedere una struttura che è tornata a splendere pienamente grazie al gran lavoro fatto da Piave Servizi assieme al Comune di Conegliano, una convenzione che avevamo firmato nel mio primo mandato e che vediamo oggi completata, per cui si chiude un cerchio importante e anche per la cittadinanza rivedere un edificio come questo che rappresenta la storia di Conegliano riattualizzato con una ristrutturazione veramente a regola d'arte è quello che ci attendavamo, con oltre 1 milione di euro di investimento, per cui complimenti a tutti per questo gioiello.